Buonasera a tutti ragazzi, per domani ragazzi c'è sta un netto miglioramento su tutta l'Italia. Diciamo che questa foto dal satellite è delle ore 10 di domani mattina. Quindi come potete vedere ci sta ancora qualche rimanenza, ma nulla di più. Quindi a nord, al centro ragazzi nulla, qualche un po' di nuvole al sud Italia, ma nulla di che, un po' di nuvole sulla Sardegna, con qualche temporale locale e così pure sulla punta, diciamo, tra Palermo e, diciamo, la punta della Calabria. Quindi diciamo che domani il tempo sarà bello, diciamo, a qualche parte nuvoloso, però ci sta. Quindi a nord Italia invece, ragazzi, non ci sarà nulla, quindi vedete è bello pulitissimo, quindi vedete anche Friuli Venezia Giulia tutto, diciamo sarà una giornata soleggiata credo, quindi non ci saranno piogge. Poi ci sta quest'altra proiezione ragazzi è per le ore 15, ancora rimane sul sud Italia qualche locale temporale, su Salerno, lì è Salerno, sì, questa diciamo parte verde qui, quindi qualche nuvola ancora a sud e sulla Sardegna. Poi a nord lo stesso, continuerà bel tempo. Poi per le ore 21, ragazzi, in quasi tutta l'Italia ci sarà bel tempo, quindi potete vedere bene che vedete tutto il Friuli Venezia Giulia, tutto il nord Italia, centro pulito, qualche nuvola su, diciamo, sulla punta della Puglia e Calabria, un po' su Palermo, ma però nulla di che. Quindi diciamo che domani, ragazzi, sarà una giornata normale, quindi è finita tutta questa pioggia finalmente. Quindi perlomeno domani, ragazzi, non pioverà da nessuna parte, quindi qualche locale temporale da qualche parte nella mattinata, però non al centro e non al nord. Se qualche cosa un pochino sulla Sardegna, un pochino sul sud Italia. Quindi vi rifaccio vedere le proiezioni. Questa è quella per le 10 di domani mattina. Quindi vedete un po' di nuvole e freddo, un po' su Napoli, diciamo un po' sull'Abruzzo, un po' diciamo, sulla punta tra Palermo, diciamo, e Catania, ma nulla di più. Sulla Sardegna, diciamo, ci sta ancora questa perturbazione piccolina, ma sarà qualche locale pioggia, ma nulla di più. Poi al nord Italia, ragazzi, alle ore 10 non ci sta nulla. Come pure non ci sta nulla alle ore 15 nel pomeriggio, sempre un po' di maltempo, diciamo, Napoli, Salerno, qualche pioggia, nulla di più. Sempre sulla Sardegna un pochino qua, ma nulla di che. Poi in serata, ragazzi, è tutto bello, non dico tutto pulito, che diciamo, ragazzi, il tempo sarà perfettamente stabile dappertutto, perlomeno domani. Poi per quanto riguarda dopodomani, ragazzi, voglio aspettare perché sto cercando di fare un video a giorno per essere sempre bello più preciso, così perché se lo dico già adesso poi cambia la configurazione. Ciao avvocatella, buonasera. E quindi dopo sembra brutto, capisci? Quindi è meglio fare man mano, così è più affidabile. Quindi se adesso dico quella di dopodomani, poi è capace che domani cambia la configurazione barica e nulla, stiamo dicendo che domani non piove da nessuna parte, quindi diciamo sarà bel tempo dappertutto, quindi questo è. Mi pensavo che domani pioveva, invece no, ho visto adesso dal satellite, ho fatto tre foto, quindi ho fatto questa delle ore 10, quindi tutto il nord Italia e il centro nulla, qualche nuvola a sud Italia. Poi ho fatto questa, ho scattato questa delle ore 15, sempre a Sud Italia e a Nord Italia nulla. Qualche temporale qui a Sassari dove sta questa cosa verde, e qui su Salerno. Poi dappertutto nuvoloso, diciamo. E poi nella serata alle 21, ragazzi, assolutamente nulla, è tutto terminato quasi, quindi bel tempo. Poi dopodomani faremo un aggiornamento per domani. Quindi per
domani ragazzi ovunque in Italia sarà bel tempo, tranne qualche locale pioggia sulla Sardegna e su Salerno, diciamo più o meno. Ma poi diciamo il sud Italia un po' di maltempo generale, qualche nuvola, ma nulla di più. Vi auguro buonanotte a tutti ragazzi. Sì, sì, tranquillamente, sì. Quindi ci sentiamo dopo. Dopo metto il video della pizza che ho fatto perché lo sto caricando. E stasera ho fatto la pizza che avevo promesso, quindi l'ho fatto il video. Adesso lo devo solo caricare su YouTube e quindi faccio l'ultimo video, però non lo faccio in live. No, no, avvocate è normale, diciamo margherita. Ho usato la provola di Agerola invece del fior di latte oppure della mozzarella di bufala, quindi diciamo una cosa più buona, diciamo, perché quella provola di Agerola va molto forte, è buonissima da mangiare anche così sul pane oppure la metti sulle melenzane, comunque la si può mettere dappertutto quasi, diciamo, quindi nella parmigiana di melenzane io l'ho tagliata a julienne e l'ho messa sulla pizza, quindi ho fatto una bomba come al solito. Vabbè, vi auguro buona notte ragazzi, quindi dopo questo video metto l'ultimo video, quello della pizza, e poi ci sentiamo domani. Buonanotte a tutti.